Ciao a tutti ragazzi, buongiorno, bentornati sul canale. Oggi per noi giorno 2 sulla zona Montasio Canin. Ieri abbiamo fatto un giretto in zona Bilapec. Oggi invece la nostra direzione sarà la cima Yoff di Montasio. Abbiamo dormito sotto ai piani del Montasio, che per noi è veramente un toccasana. Abbiamo dormito con il sacco a pelo e la magliettina, maniche lunghe, cioè un sogno, ve lo giuro, un sogno. Solo che dalle 5 di stamattina, forse anche prima, c'è un via vai di macchine impressionante e praticamente alle 7 di mattina il parcheggio era già pieno. La nostra intenzione iniziale è quella di salire per la via normale, poi scendere per la scala Pipan e niente, abbiamo appena bevuto un caffettino al rifugio Brazza. Andiamo! Nico, sono stata brava! Cavoli, per dare 2 indicazioni in inglese, salto di qualità assurdo, bravissimo. Quindi il mio mese in Inghilterra a Bath è servito? Sono felicissima! Ho dato delle indicazioni a 2 ragazzi carini e insomma mi sono saputa spiegare in inglese, cioè mi viene da piangere. È bellissimo ragazzi, bellissimo, sono felice. Salt in the air. The things we said gone somewhere. Could you stay cold in my bed? Che bello vedere gli Stambecchi così da vicino, bellissimo, è impressionante, questa zona è sempre spettacolare, proprio grazie anche alla presenza loro. Cioè, guardate, è qua, un piccolino, mangia tranquillamente e qui c'è il sentiero. Iniziale senza cavo, siamo andati via un po' velocemente per evitarci il gruppone, perché purtroppo qui bisogna stare molto attenti a tutti i sassi che vengono giù, non solo dalle persone ma anche dagli stambecchi. Bisogna veramente stare molto attenti, guardarci intorno ed essere ancora più prudenti del solito. My hands, it slips away. Through my hands, it slips away. And I can see
risalire sto ghiaione è veramente dura. Praticamente si arriva alla scala Pipan dopo 1010 metri di dislivello, quindi praticamente ci sono gli ultimi 200 metri di dislivello che sono tutti in verticale sulla scala e niente, adesso vediamo come fare, ma vediamo che ci sono parecchi punti comunque dove potersi alternare tra chi sale e chi scende, quindi secondo me saliamo da qua. Ritorniamo belli verticali, cazzo, Qua riprendiamo tutta l'esposizione che mi mancava. Figa. Tutto bene, Sara? Sotto era la vecchia scala, sti cazzi, sti cazzi. Come dondola! Non me l'hai detto che dondola così tanto? Mamma cara, credo che qua se qualcuno soffre di vertigini potrebbe morire. Tu portami con te, tu portami con te, dove è leggero il tuo bagaglio, come rondini al guinzaglio. Bene, abbiamo appena finito la famosa scala Pipan e anche tutto il tratto attrezzato. Diciamo che allora io sono felicissima perché mi sono divertita tantissimo e sono contenta di me perché vuol dire che sto bene, vuol dire che dai, alcuni piccoli demoni li ho sconfitti e quindi go baby, go baby, vai verso il tuo sogno che è stare in montagna e fare questo ed essere così felice. Però oggettivamente la scala insomma non è stata banale, nel senso che se qualcuno può soffrire di vertigini, sì, ovviamente è sconsigliata perché sei a piccolo nel vuoto, quindi ci siamo amore mio. Bravo. Cazzo, dopo tanti anni finalmente, mamma mia quanto sono felice. Cazzo amore, bravo anche te. Dopo una settimana di antibiotico e cagotto fulminante
Ma io ho sempre il serbo nascosto. Insomma, allora dobbiamo cercarle per bene, a fondo, però quando le tiri fuori sei una bestia, quindi quando ti gasa. Bravo amore, andiamo. Well done guys. Nice. Nice. Eccoti. Dove sei? Dov'è Matteo? Matteo, dove sei? Ciao Matteo. Ciao. Mi manchi. Meraviglia. No, non correre via che ti fai male. Dove vai? Mamma cara. Dove vai laggiù? Cazzo, c'è anche il piccolino. Mamma mia. Vorrei essere uno stambecchino. Siamo andati via dalla cima che è al Sagra del Pesce de Chiosa, tradotto è la Sagra del Pesce di Chioggia, che è un paesino in provincia di Venezia. E niente, abbiamo incontrato un gruppo di veneti, ci siamo messi a parlare un pochino. Tra l'altro lo zio di Bredo è un ragazzo che esce spessissimo con Matteo, e figata, bello, pazzesco incontrarsi. Il mondo è piccolo. Sì, incontrarsi qua. E niente, adesso pian pianino torniamo dalla stessa via di salita, Scala Pipan, tu andando tutta la cresta, poi Scala Pipan e poi via giù. Grande amore. Comunque abbiamo appena fatto sto pezzo qua, in discesa non banale, e anche sta placonata qua. E adesso buona Scala Pipan. Grazie, ciao. Ciao. Sì, stiamo bene. Sei da casa. Saluto a casa anche a te, mi raccomando. No, non mi vuoi abbandonare così. Ok baby, siamo pronti. Go down. Ok, via. Ok, però in realtà fa meno senso in discesa che in salita, perché in salita hai anche lo sforzo fisico di dover ovviamente alzarti e fare dislivello, invece in discesa in realtà ti agevola anche guantini per evitare de fruarve e man. Ok, bene, e via si va, meglio del previsto. Top.
l'ho provata. No, no, Fresca come una rosa. freschissima. Ho detto che devo tornare in palestra perché per fortuna che ho i guantini, ma se no sarei andata giù come un pero proprio. Mamma mia, bella però, veramente figa. Non per tutti, quindi occhio raga, perché magari può essere impegnativa. Bella, andiamo. È come attraversare il couloir della morte sul Monte Bianco. Praticamente vengono giù bombe. È veramente pericolosissimo, cazzo. Anche perché c'è tutto questo ghiaione e ti viene giù tutto. Adesso ci lanciamo giù per questo ghiaione. Sei pronto? Tu sì. Io non tanto. Senza bastoncini. Che peccato. In macchina sono ben là. Ok, via di nuovo. Che figata. È devastante, è stancantissimo. Fa le scarpe. Perché ci sono stambecchi dappertutto? Io non posso girarmi e trovare uno stambecco qua. Cioè, non è normale. Zio, io ho capito, per me non è normale vederti qua così. Cioè, vicino al sentiero. Sei piccolino? Non so se sei piccolino o non tanto. C'è tutto il posto che ha da mangiare perché è proprio là. Cioè, ascoltami, brombe. Cioè, che c'è tanto di che erba in giro. È proprio da Yupo, ha detto. E devo farsi i cassi sui, beati. Niente. Era da mettersi in mezzo. Giusto, ho fatto bene. Dio, bello. Fatto bene. Guarda che la stufa sta femmina. Bene ragazzi, noi siamo cotti a puntino in tutti i sensi. È stata una giornata veramente pazzesca, soprattutto perché questa cima era in programma da troppo tempo e quindi è stata una giornata da ricordare. Spero che questo giro vi sia piaciuto e che magari possiate trovare qualche ispirazione o anche semplicemente godervi in tranquillità sul divano tutto questo, e noi ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Un abbraccio, ciao! È stato pazzesco!
pazzesco, pazzesco, incredibile. Buon tutto ragazzi, ciao. E anche Nico è entrato, grande.